Sono da poco passate le 10:15 quando il presidente Zaia attraversa il casello di Montebelluna Est diretto a Bassano per la cerimonia ufficiale, un viaggio quasi in solitaria per controllare gli ultimi dettagli. La giornata, d'altronde, è di quelle storiche per il Veneto e per la Marca in particolare. Cambia la vita e sarà una vita migliore per i cittadini, per le imprese, per il mondo del turismo, per il territorio, insomma. E quindi finalmente siamo arrivati. Entro il 31 dicembre sarà anche completato il tratto fino a Treviso Nord e quindi diciamo che abbiamo collegato due province con un'opera che serviva. Che servisse, lo sanno bene gli imprenditori della zona, una delle più produttive d'Europa, patria dello sport system. Con questo tratto è fondamentale che noi dalle aziende usciamo, e così i miei colleghi imprenditori, entriamo in un'autostrada e ci colleghiamo subito a Bassano. Da Bassano poi saliamo sulla Valdastico e tagliamo la strada, tagliamo i tempi e sicuramente il traffico si alleggerisce sulle strade statali e provinciali, ma agevola il traffico di merce, che è quello che abbiamo bisogno noi. Da qua si riparte, come diceva anche il signore della Noesio, da qui si riparte per una nuova vita commerciale, perché anche noi abbiamo clienti che vengono dall'est Europa, perché ormai il mercato è soprattutto su quelle zone là, e fare il giro del globo, mentre qua, quando sarà finita, è un attimo. Adriano Rizzardo è titolare della ditta di autodemolizioni a ridosso del casello. In questi anni ha visto crescere il cantiere. Ho visto una grande volontà anche da parte delle maestranze e delle imprese, dei tecnici che seguivano, per la voglia di fare. E se ci lasciano, facciamo velocemente. Parla di una giornata entusiasmante il sindaco reggente di Montebelluna, che diventa per il momento capolinea della pedemontana veneta in terra di Marca, in attesa dei nuovi stralci verso Spresiano e la 27. Mi sembrava di essere in un'autostrada degli Stati Uniti, dalla grandezza, dalla maestosità che ha veramente questo percorso. Oggi per l'ultima volta ci ho messo un'ora e mezza ad arrivare qua, causa traffico, causa appunto una rete viaria che non era sicuramente all'altezza. Oggi con questa infrastruttura sblocchiamo tutto un processo di crescita dei nostri territori, rafforziamo l'asse Vicenza-Treviso da un punto di vista economico, da un punto di vista della qualità della vita e anche da un punto di vista turistico.